Rieccoci in diretta, di nuovo al timone di questa maratona elettorale che ci porterà poi fra un'ora circa a entrare nell'universo di Ring e quindi trarre poi tutte le conclusioni di questa giornata. Avete visto i collegamenti, gli aggiornamenti nei telegiornali del Veneto, di Venezia e di Treviso. Saluto e ringrazio gli ospiti che ci faranno compagnia intanto in questa prima parte, prima di entrare a Ring. Allora, Giuseppe Montuori, Fratelli d'Italia, buonasera. Buonasera. Coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, per i pochi che non lo sapessero. Paolo Galeano, sindaco di Breganziol, Partito Democratico, buonasera. Buonasera a voi. Poi dovremmo avere in collegamento Skype Simone Scarabelli, Movimento 5 Stelle, lo vedo, buonasera. Buonasera. E poi dovremmo avere anche Nicola Palumbo da Montebelluna, consulente aziendale, buonasera. Buonasera. Esperto di economia, ma in questo caso importante anche perché, lo sappiamo, si era messo in gioco, insomma, a Montebelluna, ci può parlare un po' di Montebelluna, si era messo in gioco come dire, aveva dato la sua disponibilità e c'era anche una lettera, una petizione di numerosi imprenditori della zona per scendere in campo, poi ha fatto un passo indietro, poi ci ricorderà un po' di quello che era successo, ci può commentare un po' cosa ha visto oggi a Montebelluna. Buonasera Palumbo. Salve, salve. Allora, prima di sentirvi vorrei darvi un veloce aggiornamento nuovamente un po' sulla situazione dei vari comuni. Visto che abbiamo terminato da poco Treviso, andiamo su Venezia per fare un po' il punto su Venezia, dove quasi tutte le realtà sono consolidate. Allora direi la schermata di Venezia, partendo da Chioggia, che è un po' ancora il comune maggiormente in ballo, anche in ballo a livello di scrutini, non tanto di cifre. 22 sezioni scrutinate su 50 Chioggia, che è il comune più grosso, diciamo più esteso, soprattutto quello con maggior numero di abitanti che andava al voto in Veneto. Armelao, quindi il centrodestra, con il 57,2%, quindi un risultato molto importante. Siamo poco meno della metà degli scrutini e quindi si potrebbe profilare una vittoria al primo turno per Armelao. Dietro di lui 19,6% Lucio Tiozzo, quindi il centro-sinistra, poi Daniele Stecco 8,6% il Movimento 5 Stelle, poi Roberto Rossi 8% con la lista Energia Civica, Alessandra Penza al 5,4% e Marco Righetto all'1,4%. Restiamo su Venezia, andiamo a vedere Dolo. Andiamo a vedere Dolo e gli altri la realtà, insomma, di Dolo. Anche qui abbiamo visto la vittoria 15 su 15 di Gianluigi Naletto, il vice sindaco reggente uscente, che ha preso, diciamo, l'eredità del sindaco Alberto Polo, che è scomparso a gennaio, e quindi si conferma alla guida di Dolo. Dietro di lui Fabio Dei Rossi 17,3% con il centrodestra, e poi Carlotta Vazzoler ed Emilio Zenna. Proseguendo ancora velocemente su Venezia, così diamo uno sguardo molto veloce sulla provincia, sulla città metropolitana di Venezia. Vediamo un altro dato, così facciamo il quadro. Campolongo Maggiore 45,7%, Mattia Gastaldi sindaco con la lista Gastaldi Avanti Insieme, e Elena Casalicchio al 35,1%, Simone Taschinca al 19,2%, il sindaco uscente era Andrea Zampieri. Andiamo avanti con Venezia. Caorle 11 sezioni su 13, 44,9%, Marco Sarto che quindi torna alla guida del comune. Dietro di lui Rocco Marchesana col 24,8%, Carlo Miollo al 23,9% con il centro-destra e Fabio Rossignoli 7%. Ancora, vediamo ancora Cavarzere, la vittoria bulgara di Pierfrancesco Munari con il 70% davanti a Paolo Fontonan con il 23% e Andrea Fumana al 6,9%. Ancora Venezia, Fiesso d'Arti con la vittoria di Marco Cominato, 62,9% su Marco Stoffella, 37,1%, quindi il sindaco Cominato. Fossò, la vittoria di Alberto Baratto, centrodestra, 54,4% su Alessio Baldan, che chiude al 37,6%, e Donatella Mazzetto all'8%. A Musile di Piave la vittoria di Silvia Susanna, quindi si conferma sindaco, 51,3%, il centrodestra davanti a Fabio Mariuzzo al 36% e il Debrando Lava al 18,1%. A Quarto d'Altino
La vittoria di Claudio Grosso, che si conferma dunque sindaco col 50,4% davanti a Caterina Pagnin al 30% e Cristina Baldoni al 19,6%, quindi un'altra conferma del centrodestra su Quarto d'Altino. San Michele al tagliamento, 52,8%, Flavio Maurutto sindaco su Gianni Carrera al 47,2%. Infine Vigonovo, Luca Martello al 53,3%, il sindaco diventa sindaco davanti a Roberto Pavanello al 37,5%, Donatella Di Giovanni al 9,2%. Credo che Venezia sia finita, se non sbaglio. Sì, dovrebbe essere finita. Allora, prima di vedere Treviso, insomma, torniamo un po' a quanto sta accadendo a Treviso, diamo magari soltanto un aggiornamento su Conegliano, perché ripartiamo da Conegliano. Allora, Conegliano, diamo un aggiornamento sulla città del Cima. Abbiamo visto in apertura del nostro telegiornale di Treviso il collegamento con Garbellotto, c'era anche Zaia che poi era insieme a Garbellotto in una conferenza stampa per parlare di questo risultato. Mi fate vedere Conegliano, così partiamo da qui con i nostri ospiti. Eccola qua, siamo a 13 sezioni scutinate su 35. Piero Garbellotto al 37,42%, davanti a Fabio Chiesa al 32,96%, quindi Chiesa ha rosicchiato qualche punto percentuale a Garbellotto. Francesca Di Gaspero resta attorno al 25%, siamo al 24,94%, poi Lorenzo Damiano al 3% e poi dovrebbe esserci Antonio Quarta con 1,67%. Qui ecco, si va verso il ballottaggio, come era appunto un po' previsto anche all'inizio dei giochi. È così o non è così? Era previsto e quindi si va sicuramente al ballottaggio. Era difficile con un centrodestra che correva diviso non andare al ballottaggio, per cui è normale, affronteremo il ballottaggio con Chiesa. La Di Gaspero ha preso il 25%, è un buon risultato per Conegliano, ma se guardiamo a Oderzo, guardiamo a Montebelluna, vediamo che le percentuali del centrodestra che va unito si avvicinano sempre attorno al 70%. A Conegliano non è avvenuto questo perché c'era un sindaco uscente di Forza Italia e di alcune liste civiche, Lega e Fratelli d'Italia si sono schierati con un altro candidato sindaco e quindi rispecchia la percentuale, era previsto che noi andassimo al ballottaggio. Galeano, che dire di un bilancio, insomma, almeno nella Marca Trevigiana, ma abbiamo visto anche un po' anche nel veneziano, poi vedremo anche le altre province, insomma, che voto dare a questo PD? Beh, in Veneto la partita segna una chiara sconfitta, ovviamente, per il Partito Democratico. Forse non è neanche una sorpresa, bisogna dirselo in maniera chiara, e c'è una lettura particolare da fare proprio per la nostra regione, la nostra provincia in maniera ancora più specifica, alla luce di quelli che sono invece i risultati nelle grandi città a livello nazionale, dove invece i trend sono diversi e vengono spesso capovolti a fronte di amministratori del centro-sinistra capaci e riconosciuti. Quindi la situazione territoriale è sicuramente difficile e lo testimoniano i pochi amministratori di centrosinistra in tanti comuni. A Conegliano la situazione è un po' più equilibrata di quello che ci si poteva aspettare. Adesso vedremo al secondo turno che cosa nascerà. Scarabella, i risultati dei pochi che c'erano in ballo del Movimento 5 Stelle certificano il definitivo tramonto di un certo tipo di Movimento 5 Stelle, secondo lei, sul territorio? Ma diciamo che questo nuovo percorso del Movimento 5 Stelle è veramente appena iniziato con Giuseppe Conte, quindi già trarre delle conclusioni adesso è veramente troppo prematuro. Sicuramente in Veneto si parte da una posizione molto molto difficile e c'è tutto da ricostruire, tutto da rifare. Però diciamo, non possiamo vedere queste tornate come un vero e proprio test sul nuovo corso di Conte, che in realtà è partito un mese prima del voto delle amministrative. Sicuramente la lezione va comunque presa, perché comunque i numeri, i cittadini parlano chiaro e dicono sempre la verità, quindi bisogna imparare anche da questo e prenderlo veramente come una lezione per capire dove dobbiamo ripartire, e qua in Veneto c'è veramente tanto da fare. Secondo lei in un futuro questa vicinanza, alleanza anche con il PD in alcune realtà è un'esperienza da concludere, da archiviare per quanto riguarda le comunali, e i 5 Stelle dovrebbero tornare insomma a correre da soli?
Non c'è una ricetta perfetta per ogni comune. Sicuramente dove ci sono state le condizioni si è già iniziato a lavorare da questa tornata delle amministrative. Non deve essere una ricetta, ecco, buona per tutte le stagioni e per tutti i comuni, per tutti i territori. Dove ci sono le condizioni, dove i gruppi si parlano, si riesce a lavorare insieme, ha senso fare un percorso comune. Dove non c'è stata convergenza in questi anni era impossibile iniziare a farlo solo per una stretta convenienza elettorale, e noi molto onestamente abbiamo fatto questo tipo di percorso dove c'erano le basi per farlo, non semplicemente dove conveniva farlo. Si aspettava adesso ovviamente siamo a 22 sezioni se non sbaglio, adesso se vado a memoria, su 50 a Chioggia, ma un risultato così per Chioggia amministrata dai 5 Stelle negli ultimi 5 anni? Ma diciamo che non vivo a Chioggia, quindi non ho elementi per non avevo un numero in testa per fare una previsione. So però che le vicissitudini dell'amministrazione Ferro avevano visto comunque delle diatribe interne che di certo non hanno fatto benissimo, insomma, né alla campagna elettorale né appunto a far sì che il risultato potesse essere di gran lunga, migliore. Non sono più di tanto sorpreso, ecco. Palumbo, buonasera, di nuovo buonasera. Allora, un dato su cui riflettere, su cui si sta riflettendo già da oggi e sul quale continueremo a riflettere, è quello dell'affluenza, che certamente a livello nazionale è stata molto bassa in media, una replica si è avuta in Veneto, ancora di più nella Marca trevigiana. Lei questa mattina, in questi giorni, postava su Facebook, ho visto molta poca gente al voto, insomma già subodorava quello che stava accadendo. Intanto si è fatta un'idea di questa scarsa affluenza, sono state diverse interpretazioni anche oggi con i nostri ospiti, si è detto forse una campagna elettorale molto ristretta dalla pandemia, un certo disamore per la politica, può essere solo questo? Beh, anche questo, senza alcun dubbio, è stata un'annata molto complessa, con delle variabili che hanno portato a una campagna molto breve, specie post-estate molto dura, perché ad agosto le persone sono via, non hanno neanche voglia di stare a sentire progetti per la città, programmi eccetera, e quindi tutto è stato densato in un solo mese. Dico anche però che questo risultato, che è molto importante in senso non positivo, cioè stare sotto il 50% di affluenza in tante città, anche città importanti, la mia per esempio, ma anche Oderzo mi pare, ci porta a dire che forse gli stessi partiti, così spesso chiusi in loro stessi, così attenti a non far entrare soggetti civici, e io sono un esempio, potrebbero guardare un po' di più al territorio e cercare di aprire a nuove strade, a nuove vie. Se le persone non trovano nella scheda qualcuno capace di rappresentarli, probabilmente restano a casa più volentieri. Non è un caso che l'unica città con un'affluenza buona oltre il 50 è Cornigliano, dove c'è una battaglia tra un soggetto civico di estrazione Forza Italia, che è il sindaco uscente Chies, coalizione centrodestra, coalizione di centrosinistra e altri due soggetti civici. Quindi è chiaro che laddove c'è un'offerta capace di dare stimolo, di dare impulso alla città, la risposta c'è. E quindi penso che questa riflessione non dovrei farla io, sicuramente la faranno i partiti, senza dubbio, perché è un risultato che impatta anche sulle loro attività. Penso proprio che nei prossimi periodi si dovrà cambiare questo approccio verso il territorio, verso i civici, perché veramente si rischia nel breve e nel medio periodo un'esclusione di soggetti che avrebbero interesse, che avrebbero piacere, che avrebbero voglia e la passione di mettersi in gioco, e che invece vengono esclusi. Il caso mio è un emblema in questo. Ecco, ci racconta un po' quel periodo? Beh sì, molto semplice, adesso non è che è una cosa così importante forse, però un gruppo di soggetti, imprenditori, partite IVA, persone della mia città comunque vicine a me o comunque amiche,
amiche mie hanno deciso e spinto affinché mi presentassi come possibile candidato sindaco. Ci ho pensato un po', ho accettato e mi sono messo in gioco. Lo step successivo è stato quello di chiamare e sentire i principali partiti, e in quel caso ho trovato porte chiuse. Quindi senza nessun tipo di pensiero, essendo che un lavoro ce l'ho, un pensiero ce l'ho, altre attività per la mia città le porto avanti come presidente dell'Ente Palio, senza voler in qualche modo danneggiare il centrodestra, che è l'area in cui mi rivedo, ho deciso di fare un passo indietro, perché una mia eventuale civica probabilmente avrebbe portato il ballottaggio. Insomma, avrebbe forse creato un danno, e quindi ho preferito fare un passo indietro. Tenga conto però che io avevo 70 persone dietro di me che oggi non ci sono più, non sono più attive. Hanno deciso di tirarsi indietro nel momento in cui quel percorso è venuto meno. 70 persone non sono poche e avrebbero fatto comodo ai partiti con cui abbiamo cercato di parlare, ma senza esito positivo. Dopo magari allora sentiamo anche i nostri ospiti qui su questa riflessione, insomma, l'importanza dei civici. Però siccome ho visto per un attimo in collegamento Lucio Zanato a Villorba, allora andiamo in pubblicità subito dopo, però approfitto di te Lucio, sei a Villorba, vedo con l'ormai ex sindaco Marco Serena, allora dici... Dico solo che ho portato, diciamo così, il deus ex machina dell'elezione, anzi della rinnovata affermazione della Lega qui a Villorba. Si è parlato sentivamo prima nei collegamenti, di disaffezione da parte dei cittadini, c'è stato un calo anche qui, perché la gente non trova personalità, personaggi che li rappresenta. È il caso anche di Villorba o no? No, non credo che sia questo un paradigma che può funzionare per Villorba. Villorba probabilmente l'esito scontato ha fatto sì che qualche elettore sia rimasto a casa. Insomma, è la quinta volta consecutiva che questa compagine vince le elezioni amministrative a Villorba, e io credo che non sia un caso, insomma, se i villorbesi affidano alla stessa squadra per 25 anni il governo della città. Ecco, siamo verso la fine dell'analisi, diciamo praticamente l'analisi del voto. Questo 20% del Partito Democratico dà un segnale di un centro-sinistra un po' in ripresa qui. Ma ci sono delle dinamiche diverse. Allora, innanzitutto devo fare i complimenti a Alessandra Callegari, perché è giovanissima, si è messa in discussione e si è messa a disposizione della propria città. Lei è figlia di un ex sindaco, è una professionista alle prime armi e ha avuto, così come dire, la sensibilità di mettersi a disposizione, e di questo bisogna solo ringraziarla. Certo che questo non basta, è evidente che i villorbesi hanno premiato la tranquillità, la sicurezza e, permettetemi di dirlo, il buon governo. Ecco appunto, un buon governo che lei ha ereditato dalla Scatolone, che adesso passa al nuovo sindaco. Quali sono le consegne più importanti? Le consegne più importanti sono di continuare le opere che avevamo in corso, sia le opere pubbliche che gli aiuti nel sociale, che gli interventi dal punto di vista culturale, che è quello che abbiamo sempre fatto in questi ultimi 20 anni. Ecco, tornando all'analisi del voto, anche qui i 5 Stelle in grossa difficoltà praticamente. Ma i 5 Stelle sono stato una buttata di 5 anni fa, non me ne voglia il collega Scarabello, ma sì, un episodio che archiviamo. Archiviate. E gli altri invece, i fuoriusciti dalla Lega? Li archiviamo. Va bene, hai domande da studio perché ti può sentire... grazie, è stato precisissimo, è stato chiarissimo Serena, grazie anche a te Lucio. Allora approfitto, prima della pubblicità, vediamo allora la schermata di Villorba, quindi provincia di Treviso, per così renderci conto dell'ultimissimo dato aggiornato. Chiedo alla regia, sempre Torre Esposito, Marco Gagliazzo, che ringrazio, oltre a Francesca Bozza che coordina i collegamenti. 52,2% Francesco Soligo, quando mancano 7 sezioni da scrutinare, davanti a Alessandra Callegari, Camilla Girasole e Emanuela Parchi, e credo ci siano poi gli ultimi 2 della lista per dovere di cronaca. Li vediamo, e cioè Silvia Barbisan e Massimo Vernier del Movimento 5 Stelle, ma insomma incolmabile quel gap che quindi porterà insomma poi con l'ufficialità alla vittoria Francesco Soligo e quindi il centrodestra. Pubblicità e poi di nuovo in diretta.
Rieccoci in diretta. Allora, abbiamo visto un aggiornamento da Conegliano, ma torniamo alle parole che aveva, delle parole di Palumbo. Insomma, Palumbo dice la sua esperienza, insomma, a Montebelluna è indicativa di una, come dire, forse un ritorno dei partiti a un duopolio centrodestra e centrosinistra, dove non c'è spazio per le civiche, forse è così? Ma no, nel caso vorrei dire esattamente l'opposto, perché a Conegliano l'espressione del sindaco è di un uomo imprenditore, civico assoluto. Quando parlava di Chies invece è esattamente l'opposto, perché Chies è il coordinatore provinciale di Forza Italia, quindi lui rappresenta la politica. Lega e Fratelli d'Italia hanno scelto che fosse meglio trovare un manager, una figura imprenditoriale, perché era la più adatta ad interpretare i bisogni di quella città. La politica sceglie in base a quelle che sono le esigenze del territorio. Da parte di Fratelli d'Italia, ma credo nemmeno della Lega, non ci sono preclusioni al fatto che uno venga da fuori. Palumbo lo sa bene, che noi non abbiamo preclusioni nei confronti di nessuno. Il punto è che bisogna scegliere la figura migliore per quel territorio. A Conegliano è avvenuto, a Montebelluna si è scelto Bordin. Galeano, secondo lei la lettura di Palumbo può invece magari essere più, come dire, più veritiera per il centro-sinistra? Bah, io vedo un dato obiettivo che è quello dell'astensione, altissimo, e quindi tante persone non vanno a votare. Caso per caso la situazione va analizzata. Vedevo Beppe Sala a Milano in valori assoluti ha avuto più voti rispetto ai 5 anni fa, cose diverse. Parto quindi dall'astensionismo. È un dato che andava oltre, secondo me, ogni previsione, perché Covid, diversa campagna elettorale, tutto ristretto in un mese, tutte le giustificazioni che venivano portate, secondo me non giustificano ancora il fatto che la gente rimanga a casa, perché anche se non mi sento direttamente rappresentato da qualcuno che si propone, alla fine si va a scegliere chi poi governa la propria città e fa le scelte sulla propria quotidianità, e non sono cose che incidono poco sulla vita dei cittadini, anzi hanno dei riscontri tangibili in termini di progetti, di visione della città, di servizi, di sostegni, e quindi alla fine una scelta va comunque fatta. Io penso che, per carità, la politica ha tanto da farsi perdonare in termini di credibilità persa in questi anni, però non vorrei neanche lasciare come scusante ai cittadini il fatto che se non c'è qualcuno che non mi va bene allora non vado. No, stiamo parlando di cose importanti, del governo delle proprie città, della propria quotidianità, e quindi andare a votare è un dovere. Ci vuole anche un cambiamento culturale, un recupero culturale su questo tema, penso io. Ecco, ma una figura civica, secondo lei, per il centro-sinistra potrebbe essere una ricetta migliore rispetto a una scelta politica? No, su questo penso per esempio mi viene in mente così a Sergio Giordani, per esempio a Padova, cioè un candidato che non è del PD ma che rappresenta il PD, e in questo caso vincente. Io mi sento di allinearmi su questa considerazione a quanto diceva Montori prima, ovvero che ci deve essere la persona giusta. Questa può essere a volte estrazione di un partito. Io sono un candidato del Partito Democratico che nel 2019 ha vinto nonostante ci fosse un vento totalmente diverso. In altre situazioni è invece l'espressione civica quella che viene richiesta, però sono d'accordo nel dire che deve esserci la persona giusta al momento giusto, e questo è, il mix è dato da molteplici fattori. Scarabella, torniamo al Movimento 5 Stelle, lei diceva, insomma, c'è adesso una nuova espressione del Movimento 5 Stelle che è quella di Giuseppe Conte. Qual è la ricetta per costruire allora adesso territorialmente il Movimento 5 Stelle, stante il fatto che precedentemente, al di là degli exploit che c'erano stati a Mira e poi a Chioggia, evidentemente il movimento non è riuscito a radicarsi territorialmente a livello locale come gli altri partiti. Qual è la ricetta da cambiare? Bisogna insistere, cioè nel senso bisogna investire tantissimo sulle persone, non possiamo lasciarci scappare determinate persone, ma le diatribe che abbiamo avuto in questi anni hanno contribuito comunque ad allontanare persone che nel tempo si erano comunque fatti conoscere all'interno del Movimento 5 Stelle e adesso non ne fanno più parte. Questo ovviamente non possiamo fare altro che registrare comunque questo dato, e sicuramente non ci fa del bene, quindi bisogna investire su delle persone
che credono nel progetto, che credono in questo nuovo corso con Giuseppe Conte e che siano disposte ovviamente diciamo, a sacrificarsi in questi primi anni, ma sono gli anni in cui bisogna veramente, come ha detto Giuseppe Conte oggi, seminare. Non è che si vede subito la raccolta, non è che si passa dalla semina alla raccolta in tempo zero, ci vorrà un determinato tempo, ma se non si passa, diciamo, per questo passaggio qua non ci potrà essere nessun futuro. Quindi per seminare bisogna avere l'umiltà veramente di abbassarsi a terra e di investire tempo e veramente passione, anche quando i numeri non sono dalla nostra parte. Io sono dentro il Movimento 5 Stelle da quando eravamo considerati altri nei sondaggi e sono ancora qua perché ci credo e credo in questo progetto. Bisogna che tutti ovviamente riusciamo a superare questo momento di crisi, se vogliamo veramente dare un contributo anche qua in Veneto per migliorare le cose, perché credo che anche qua in Veneto non è che dappertutto ci sia il buon governo, dappertutto i cittadini siano soddisfatti. Se noi vogliamo essere interpreti anche di un cambiamento, di un miglioramento ulteriore, dobbiamo veramente insistere e far capire alla gente qual è la nostra idea di amministrazione. Ma secondo lei l'elettorato del Movimento 5 Stelle, che negli anni scorsi, costruendosi con gli exploit a livello nazionale non solo, aveva rosicchiato un po' dal centrodestra, un po' dal centrosinistra, insomma, adesso quell'elettorato magari che non vota più 5 Stelle, deluso, che ha mollato il 5 Stelle, quello che ovviamente non è rimasto con il 5 Stelle, dove è finito secondo lei? È tornato tra gli astensionisti, fa parte di quel gruppo di astensionisti, è tornato magari alla sua parte naturale di centrodestra o di centrosinistra, perché era molto variegato il popolo del Movimento 5 Stelle, molto eterogeneo? Diciamo che catalizzare la protesta è stato in quegli anni forse anche troppo facile, insomma, e forse eravamo l'unica vera alternativa che poteva interpretare quella voglia di protestare, di far capire alla politica, così come era in quegli anni, che non poteva andare avanti in quel modo là. E questo è stato grazie all'impegno di Beppe Grillo e poi all'impegno di altri, è stato veramente forse troppo facile, forse siamo cresciuti con dei numeri che ci hanno fatto più male che bene adesso, guardandoli dopo tanti anni, dopo più di 10 anni. Adesso invece non possiamo più, diciamo, dopo diversi anni di esperienza di governo, farci interpreti della protesta, ma dobbiamo farci interpreti di un'idea di amministrazione, che noi veniamo spessissimo etichettati come quelli del reddito di cittadinanza, però siamo gli stessi che hanno portato il super bonus al 110%, moltissimi stanno qua ristrutturando la casa col super bonus al 110% senza neanche rendersi conto che è una proposta che è stata portata avanti e fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle. E molto spesso veniamo così etichettati con tutto quello che c'è di negativo, forse non siamo bravi neanche noi a far capire alla gente quello che invece anche di buono abbiamo portato anche qui nel territorio, perché ripeto, non sono poche le case che in questi mesi e nei prossimi anni avranno la possibilità di ristrutturarsi completamente col 110%, ma molto spesso non si sa neanche da chi è partita questa proposta. Montuori, secondo lei quell'elettorato che era variegato dove è finito nel Movimento 5 Stelle? Un po' a casa, perché... Quindi secondo lei, io ne parlavo prima anche con i prospiti precedenti, insomma, in questa anche scarsa affluenza, non solo di questa tornata, anche delle ultime evidentemente, c'è anche quel popolo? Sì, secondo me sì, perché è quel popolo che cercava un po' una politica più di contrasto, magari più aggressiva, non in termini di aggressione verbale, perché 5 Stelle su questa, a parte Grillo, non sono aggressivi, ma è una politica che fosse più attenta al dettaglio quotidiano e che oggi nei 5 Stelle non trovano più, perché trovano meno protesta, trovano un partito che ormai è diventato un partito di governo, che però non governa effettivamente molto, ma è diventato un partito di governo e quindi loro non si sentono più rappresentati, perché è tipico poi comunque dell'elettorato orientarsi verso chi in determinate situazioni cerca di essere più dirompente e cerca di sembrare di rottura rispetto al sistema. Poi, come tutti sappiamo, noi parliamo da partito dell'opposizione in questo momento, ma governare è più difficile. Nel momento in cui si va a governare cambiano le posizioni, cambia anche il modo di esprimersi e quindi si tende a perdere quella fetta di elettorato che era più attento al fatto che si comunicasse in maniera forte le istanze della popolazione.
Questo secondo me, quindi in quella galassia lì c'è molta gente che non è andata a votare, secondo me quello è un elettorato che hanno perso 5 Stelle. Il centrodestra non ha perso elettorato, anzi forse ne ha acquisito, in questo anche dai 5 Stelle a mio avviso. Secondo lei la lettura è Sì, questa? penso che nei prossimi giorni si sprecheranno le analisi sui flussi elettorali e quindi avremo nel dettaglio un po' dove sono finiti quei voti, se sono finiti da qualche parte. Anch'io penso che la grossa parte appunto sia rimasta a casa, e c'è anche poi da aggiungere che solitamente nel voto amministrativo i 5 Stelle non hanno mai brillato moltissimo, è sempre stato un voto molto politico sui livelli di governo alti, perché appunto era più facile raccogliere. Però insomma no? Chioggia È vero, c'erano stati dei racconta di casi. un exploit che insomma fece scalpore. Però appunto parliamo di qualche exploit. Però era un periodo diverso per Sì, Movimento 5 Stelle. esatto, è molto localizzato. A livello territoriale e amministrativo è un partito, movimento che non è mai riuscito ad attecchire in maniera diffusa. E quindi adesso ha questo compito, insomma si diceva anche con Scarabelli, di costruire questo percorso territoriale. Chiedo alla regia, vedo scritto pubblicità, ma so che non dovrei lanciare la pubblicità, datemi conferma se devo lanciarla. No, ok, allora era solo un segnale così, un segnale fake. Vediamo le tabelle di Montebelluna e Oderzo, perché mancano davvero poche sezioni, giusto per completezza, così diamo un occhio quasi definitivo, anche se già sappiamo qual è il risultato finale, diciamo, di Montebelluna e Oderzo. Vediamo se riusciamo ad avere, eccolo qua, Montebelluna, siamo a 26 su 28, quindi quasi alla fine, e quindi ad Alberto Bordin al 65,5%, il nuovo sindaco di Montebelluna, che continua, diciamo, la tradizione di centrodestra, con Lorena Miotto che si ferma al 34,5%, mancano davvero poche sezioni. Vediamo anche Oderzo. Eccolo qua, Oderzo 18 su 20, anche qui la vittoria schiacciante di Maria Scardellato, 69,85%, quindi ancora il centrodestra su Marco De Blasis, 5 Stelle, ma anche Oderzo Bene Comune che si ferma al 30,15%. Palumbo, lei che è un analista, insomma è uno che è abituato a analizzare numeri, ma non solo, ecco, questa tendenza di questo elettorato che sta a casa concorda con quanto hanno detto Galeano e Montuori? Oppure no? Ma sì, allora in parte sì, è chiaro che bisognerebbe dire le cose come sono nel completo, cioè Certo. in Veneto i candidati sono stati scelti dalla Lega e Fratelli d'Italia, giustamente per motivi di alleanza si è accodata, ma vorrei trovare un candidato sindaco che abbia la tessera di Fratelli d'Italia in Regione Veneto, forse faccio fatica a trovarlo adesso, per questo probabilmente certe scelte sono state fatte in certi posti. La Lega qui comanda, ha un elettorato molto ampio, giustamente chi ha i voti comanda, ed è giusto dirlo, e quindi spettava a loro esprimere il nome. Questo è, in altre zone d'Italia probabilmente si è fatto diversamente, però non per forza i candidati scelti sono i candidati migliori tra quelli possibili. E questo è il punto. Sono i migliori in virtù di alleanze. È legittimo, rispettabile, ma questo è. Però se mi si chiede perché poi la gente scappa, non si può non tenere conto di questo aspetto, non si può, perché se lei passava per i seggi oggi a Montebelluna e ieri sentiva persone, quelle che sono andate al seggio e non sono molte, sentiva persone dire mi tocca votare ma nessuno dei due mi ispira, mi piace, mi trascina. È un problema questo, un problema grande, perché non si parla più di amministrazione buona oppure no, si parla della capacità di un leader di portare con sé un consenso. E penso anche che quando si vanno a formare le squadre si debba tenere conto di questo aspetto, perché sennò il rischio sostanziale è che la politica si chiude in se stessa, e non è bello, perché oggi abbiamo avuto il 47,3 mi sembra nella mia città, il 44 Oderzo, abbiamo maggioranze di minoranze, questo è il punto. Perché la minoranza ha votato, chi ha vinto ha ragione, chi ha vinto prende i seggi, chi ha vinto comanda, ma sempre di una minoranza si parla, e questo è molto spiacevole per tutti, specie per chi per anni è in prima fila per motivi civici. Ce ne sono tantissime persone nella mia città che avrebbero avuto piacere di mettersi in gioco, non con me, non parlo con me, non è questo il caso mio, ma ce ne sono altri che hanno detto no, con i partiti no, e questo non è bello. Cioè quando si sente dire con i partiti no, c'è un tema vero, e far passare tutto, abbiamo vinto, bene, bravi bis,
non penso sia la risposta al futuro che ci aspetta, un futuro che è pieno di sfide e che la politica dovrebbe vivere in apertura rispetto alla società civile. Se non lo fa sbaglia, poi per carità, io ho un mio studio e sto a casa mia. Sentiamo Montuori su questo. No, mi sfugge l'analisi, perché nessuno ha vietato a nessuno di candidarsi a Montebelluna, quindi chiunque era libero di candidarsi. Se poi il senso è io sono un candidato civico e voglio che i partiti mi appoggino, beh, allora a questo punto cambia completamente la prospettiva, perché se i civici si vogliono candidare sono liberi di farlo. Se poi però hanno bisogno dei partiti, allora forse sono i partiti che diventano centrali, quindi l'analisi mi sembra un po' incoerente. Ripeto che a Conegliano noi abbiamo scelto un candidato che non ha nessuna tessera di partito, che è stato all'inizio messo all'interno di una rosa di nomi, è stato scelto dalla Lega, da Fratelli d'Italia, in quanto una persona proprio che non avesse tessere e che fosse però la migliore espressione del territorio. Quindi francamente che mi si dica che i candidati civici non possono candidarsi è una sciocchezza, perché lo possono fare serenamente. Se poi si chiede i partiti hanno l'obbligo di sostenerli, beh insomma questa non è democrazia, questa è un'altra cosa. I partiti sceglieranno chi meglio ritengono possa essere, ripeto, il candidato per il territorio, perché sennò il problema sarebbe l'inverso. Io voglio fare il candidato civico ma senza i partiti non posso farlo e quindi rimetto la centralità sui partiti, cosa che io ritengo oggi debba essere invece rafforzata più che indebolita. Quindi bene tutti i percorsi che fanno i 5 Stelle, il PD è già un partito solido, noi, la Lega o altri partiti che cresceranno, Forza Italia purtroppo è scomparsa ma se ci fosse sarebbe anche meglio. E quindi bene riportare i partiti al centro, perché la storia italiana è fatta sulla storia dei grandi partiti come la Democrazia Cristiana, come il Partito Comunista Italiano, il PD, voglio dire, che portavano masse di popolazione a votare. Forse è proprio lì invece che bisognerebbe tornare. Galeano, lei l'espressione, lo dicevamo prima, di un sindaco del PD che peraltro ha vinto 2 volte, insomma di quel PD vincente sul territorio. Oggi Zorzi, il coordinatore provinciale, segretario provinciale insomma, del Partito Democratico, tra le righe insomma, ha detto che bisogna che il PD a livello proprio regionale cambi passo, cambi mentalità. È quello che si dice un po' di tempo del Partito Democratico, tornare tra la gente, ma questo in qualche modo è stato anche fatto. Ma deve, come dire, ha detto bisogna alzare un po' la palla. Cosa significa anche in vista di un congresso che deve rinnovare i vertici regionali, anche guardando ovviamente a quelle che saranno le regionali del 2025? Sì. Beh, intanto io non credo che ci sia la bacchetta magica in politica che da un giorno all'altro fa cambiare le cose. Credo ai percorsi seri di lungo periodo e vista la situazione in Veneto e nella Marca Trevigiana, penso che il Partito Democratico debba guardare in questa maniera al prossimo futuro. Vincere oggi in Veneto a livello regionale per il Partito Democratico non è cosa di domani, è una cosa di dopodomani. E quindi credo in questo, nel lavoro, ma quel lavoro che è a contatto con la gente, che guarda i problemi del Veneto e che prova a dare delle risposte, non delle risposte di pancia, perché spesso le domande sono simili, no? La richiesta di sicurezza, la richiesta di lavoro, la richiesta di sostegno sociale, le domande più o meno sono quelle, sono le risposte che possono cambiare e in questo deve stare quella costruzione di una alternativa seria e credibile rispetto a quello che abbiamo oggi. E non dico cose a vanvera, dico di problemi tangibili che ci sono all'interno della nostra regione e dei luoghi in cui viviamo. Qual è la ricetta per vincere? Lei che lo sa, perché ha vinto 2 volte. Penso che sia un mix di fattori. La credibilità delle persone che mettono la faccia, che è data dalla capacità di ascoltare e la capacità, una volta che si ascolta, di tradurre in fatti le cose che si dicono. Che non vuol dire appunto fare promesse, vuol dire anche essere sinceri, saper dire di sì quando bisogna dire di sì, saper dire di no quando le cose invece non si possono fare. E quindi grande schiettezza, non avere paura di nascondere la propria identità e un'altra cosa fondamentale su cui spesso noi nel centro-sinistra invece pecchiamo molto, la solidità e l'unità di una squadra, perché spesso ci sono i distinguo, ci sono dappertutto, bisogna essere poi bravi a guardare all'obiettivo grande e non fermarsi alle virgole spesso risibili che a volte ci fanno inciampare. Allora, vediamo un attimo il contributo di Luca Zaia, che ha raggiunto intorno alle 19:30 a Conegliano insieme a Piero Garbellotto. Il contributo raccolto dalla nostra Linea Paronetto, poi a Ring fra poco più di 20 minuti, insomma vedremo anche
nuovamente linea in diretta per gli ultimi aggiornamenti da Conegliano. Allora, le parole di Garbellotto e Zaia più o meno un'ora fa durante il nostro telegiornale di Treviso. Ma questa è la mia prima corsa, quindi non ho grandi esperienze. Sicuramente è il risultato complessivo che mi aspettavo, perché la grande maggioranza dei cittadini di Conegliano ha dato la preferenza a persone nuove e quindi questa volontà di rinnovamento che noi abbiamo sentito in Conegliano si sta concretizzando anche dal risultato elettorale parziale e provvisorio di oggi. Si profila un'altra sfida tra 15 giorni. Sì, si profila chiaramente il ballottaggio che faremo con lo stesso entusiasmo, con lo stesso stile della campagna elettorale fatta fino ad oggi, quindi cercando di arricchirla sempre di più di contenuti e di relazioni col territorio, con i comuni contigui, con la regione e quant'altro per proiettare già Conegliano un domani riferimento della sinistra Piave. Senta, in ogni caso c'è un risultato del centrodestra che è consistente, la Lega primo partito. Sì, questo è un risultato che credo che sia sotto gli occhi di tutti, credo che insomma, tutti gli appartenenti a queste forze possano essere soddisfatti. Adesso quello che conta è vedere come andrà il ballottaggio. Allora, Presidente Zaia, intanto ci dica il senso della sua presenza qui stasera per affermare l'ottimo risultato, come lo commenta? Per ringraziare Piero, ha fatto un risultato strepitoso, ringraziare Piero e tutta la squadra che è qui. Fatevi sentire un applauso, qualcosa. Grazie. No, qui ovviamente è strapieno di sostenitori e c'è entusiasmo, però dico sempre che le elezioni si vincono poi alla fine con lo spoglio elettorale. Ringraziare Piero Garbellotto perché è stata una grande sfida nella sfida, perché lui rappresenta un'assoluta novità, un grande sindaco, un grande candidato sindaco e soprattutto una persona che è in grado di dialogare con tutti i cittadini perché non ha una veste politica, non porta una tessera di partito e quindi è la persona del dialogo, dell'inclusione ed è il primo cittadino che rappresenterà tutti noi coneglianesi. Senta, parliamo della Lega perché nel territorio il risultato è significativo, a livello nazionale ci sono dei chiaroscuri. Ma guardi, io ancora non ho visto i dati, fra l'altro c'è un blocco europeo di WhatsApp, quindi abbiamo tutti questo problema. Direi che poi magari eventuali riflessioni le faremo domani quando vedremo dei dati. Certo è che comunque ci siamo battuti dappertutto come leoni, poi ci sono dei sindaci uscenti magari che possono avere più appeal. Qui Piero Garbellotto anche qui ha dimostrato, nonostante l'avversario fosse un sindaco uscente, ha dimostrato di aver superato anche il sindaco uscente e questo penso che sia già un grande risultato e questo è tutto merito suo, quindi io lo volevo solo che ringraziare, anche perché poi ci sono dei grandi progetti per Conegliano e so quanto lui ci tenga. Senta Garbellotto, quale potrebbe essere il di più da mettere in questi prossimi 15 giorni? Ma continuare sulla stessa linea, senza alzare i toni, continuiamo a fare la nostra corsa perché credo che ci sia bisogno di concretezza ed è poche ciacque per Conegliano. Esatto, per cui tra la gente da domani cosa si fa? Si ricontinua a stare tra la gente, devo dire tra l'altro è un'avventura entusiasmante e quindi non vedo l'ora di ricominciare. Un pragmatico, anche di poche parole come lei. È un mio discepolo, no? No. Non avevamo dubbi. Al di là di questo, no, io veramente, prima ho detto lo ringrazio, Piero Garbellotto rappresenta una famiglia che ha generazioni imprenditoriali, è per noi un biglietto da visita, è sicuramente un grande biglietto da visita per Conegliano e io riconosco sempre una cosa, che se si parla di Conegliano in giro per il mondo è grazie a lui per l'attività imprenditoriale, ma grazie a lui anche per quello che ha fatto questo successo unico dell'Imoco che l'ha portata in vetta al mondo per il volley e quindi è già un uomo vincente, Conegliano ha bisogno di un uomo vincente. Senta, parliamo degli altri sindaci che si sono affermati nel territorio. Beh, non lo dovrei dire, ma insomma ve lo dico col sorriso negli occhi, abbiamo fatto man bassa, nel senso che abbiamo portato a casa un po' tutte le amministrazioni e questo è merito dei tanti militanti, dei sostenitori, di chi ci ha creduto e di chi ha anche buttato il cuore oltre l'ostacolo come ha fatto Piero Garbellotto. Adesso si tratta di chiudere questo ballottaggio e poi avanti tutta perché Conegliano veramente deve recuperare veramente molto tempo perso, questo è assolutamente strategico per noi. Piero lo ha detto in tutta la campagna elettorale, recuperare il tempo perso e la centralità di questa città, che è sempre stata una piccola Atene, adesso di Atene c'è poco. Allora così Zaia, un'ora fa circa, siamo quasi in chiusura di questa altra ora di speciali elezioni perché fra poco poi lasceremo la linea della pubblicità e poi ci sarà l'inizio di Ring, quindi diamo l'ultima parte della nostra giornata dedicata alle elezioni, quindi ci ricollegheremo poi di nuovo in diretta con Chioggia, anche da Ilaria Marchiori per avere
ulteriori aggiornamenti, anche se il dato insomma è abbastanza chiaro anche su Chioggia, vittoria netta del centrodestra, siamo ormai a 22 sezioni su 50 e Mauro Armelao, sostenuto dal centrodestra compatto, in questo caso con Forza Italia anche, è più o meno al 60%, quindi è ormai vincente, anche se ovviamente le sezioni non sono chiuse, però insomma resterà ancora con noi per un po' Paolo Galeano. Montuori, che 2 settimane ci aspetta Conegliano adesso? Sono 2 settimane molto intense dove lavoreremo tutti perché Piero Garbellotto vinca, perché è un candidato eccellente e, come ha detto Zaia, l'abbiamo scelto perché pensiamo sia la figura che può dare una svolta alla città che si stava addormentando e si stava lentamente spegnendo, e quindi pensiamo che con Piero invece possa riscattarsi e ritornare la perla che era prima. Vedremo. Allora io adesso ringrazio Giuseppe Montuori. Grazie. Fra poco a Ring ci sarà il senatore Luca De Carlo, quindi coordinatore regionale di Fratelli d'Italia. Ringrazio anche Nicola Palumbo e Simone Scarabelli. Comunque ci rivediamo fra 10 minuti circa a Ring, e così chiudiamo quello che è la giornata di oggi con un'ora e mezza insomma, per dare definitivamente tutti i risultati di questa tornata elettorale. A fra poco.